Coach, allora si torna in campo incontrando l'Agropoli, che squadra è l'Agropoli e come l'affronterà? Ma se dovessimo fermare il nostro giudizio alla posizione in classifica potremmo erroneamente pensare a una partita facile, nel senso che Agropoli ha avuto un girone di andata abbastanza problematico, complesso, in cui le qualità di cui la squadra invece dispone non si sono viste particolarmente e quindi potremmo pensare al confronto con una squadra di bassa classifica. Invece esperienza, talento e giocatori di grande mentalità ci sono in questa squadra, in casa riescono sempre comunque ad esprimere una buona pallacanestro anche quando non ottengono la vittoria, quindi dobbiamo aspettarci un avvio soprattutto molto, molto aggressivo, di grande ritmo, di grande intraprendenza, per cui sarà una partita che se riusciremo a gestire e a mettere subito sulle cadenze che ci sono più congeniali potrebbe essere una partita da condurre in porto positivamente. Se ci lasciamo un attimo trascinare verso la pallacanestro di Agropoli, ecco, soprattutto in casa loro potrebbe essere difficile arrivare punto a punto agli ultimi secondi. Arriva la notizia che disputerete la Coppa Italia, è una notizia sicuramente piacevole, con quale piglio e con quale spirito la affronterete? Siamo molto contenti di questa cosa per svariati motivi. Uno, perché è la quinta volta in 6 anni di questa gestione tecnica, quindi vuol dire per la quinta volta essere nelle prime quattro in classifica alla fine dell'andata, e considerando che poi abbiamo fatto i playoff tutti gli anni vuol dire essere nei primi posti anche al ritorno, per cui è un segnale inequivocabile di continuità e di capacità di restare nella prima fascia di classifica tutti gli anni, nonostante mille difficoltà e problematiche. Quindi questo è un segnale molto positivo. Siamo contenti perché a circa un mese e mezzo, 2 mesi dai playoff ci darà l'opportunità di tastare il polso all'altro girone e soprattutto alla migliore espressione dell'altro girone, perché giocheremo con Virtus Bologna, che è la prima del girone Est, e quindi avremo un feedback importante in chiave di post season. E terza cosa, andiamo a giocarci una manifestazione all'Unipol Arena, dove si respira la pallacanestro, la storia della pallacanestro, una parte della storia della pallacanestro italiana, dove ci sarà un ambiente straordinario, ci saranno migliaia di persone. Ecco, andiamo a vivere una kermesse che dà lustro e dà anche grande stimolo. Poi quello che riusciremo a portarne a casa sicuramente sarà stato il massimo delle nostre possibilità in quel momento.